Hola amigos, buonasera, va giù, buon pomeriggio, buongiorno, a me è giorno qua. E salve ragazzi. Io l'avevo detto nello story di Instagram, l'avevo detto che questa partita sarebbe stata la partita della svolta, me lo sentivo, c'era una certa energia, una positività, no? Niente, 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 ci avete scassato cazzo, ce l'avete proprio rutta, ma proprio rutta! Guadagnate fior di milioni e facete sti ogni domenica una cazzata di coccoruno, ci deve essere una stonzata di qualcuno. Mo ero turno dello spino perché giustamente non giocava da molto tempo, facemmo giocare una partita scema, giusto contro una squadretta provinciale. Giochiamo contro la Lazio, una squadra che lotta per non retrocedere, mettiamo Ospina, che non gioca da molto tempo. E ce l'hanno messo in culo pure i laziali. E hanno fatto bene perché sono. La Lazio. Allora, la Lazio addirittura potrebbe anche vincere il campionato. Come è successo in Inghilterra. Ma non credo perché comunque la fortuna, la bravura, la forza degli avversari, Inter e la stessa Juventus sono superiori. Non l'ho vista una squadra molto, però ha fortuna, ha comunque un attacco, grande attacco, una buona difesa, può andare avanti e può lottare fino alle ultime giornate per il campionato. Poi non si può mai sapere, non si può mai sapere. Ma noi ogni domenica siamo ridicoli, stiamo facendo ridere tutta l'Italia, tutta l'Europa, pure in Brasile qua mi stanno pigliando un po' per Cuba, com'è possibile regalare gol così ogni volta? Agli ultimi minuti, stai calmo, fio, pure che sta nervosendo. Hai ragione, va, calma, calma. Com'è possibile? Ma com'è possibile? Non è possibile. È incredibile, ragazzi, è incredibile. È incredibile. Partita per me giocata bene. Il primo tempo altalenante così, le due squadre mantenevano bene gli schemi, poca pericolosità, pulsione di Insigne, è stato bravo il portiere laziale, poi in tanti, negli ultimi minuti la Lazio si è resa pericolosa e finita 0-0. Secondo tempo meritavamo molto di più di stare in vantaggio, ma ormai i pali fanno parte proprio della nostra storia. Ma pigli che i pali, ma pigli voi cari giocatori del Napoli che hanno la porta, non avrete neanche se vi pagano 3-4 milioni di euro, infatti così è. Io ai 3-4 milioni di euro facessero venire la vista ai cecati, farebbero venire la vista ai ciechi. Dici qui no, 3-4 milioni di euro, vi fanno male a voi, vi fanno male. Perché non è sfortuna questa è imprecisione. Poi sul tiro di Zelischi, alla Nemechide Bip, Milik, vai, segui il papalla, ragiona, appena c'è il tiro, vai attaccando già la profondità, niente, niente. Non ci abbiamo proprio gli uomini adatti, capito? Non ci abbiamo gli uomini adatti. Poi ci sono state in varie di occasioni tra parate del portiere e imprecisione sempre nostra, ma poi dico io, no? Sul gol. Abbiamo parlato di OSP, che anche di Lorenzo arriva, basta che metti la panza di Lorenzo a picchiare questa qua, invece no, ha voluto fare una sforbiciata Panini, alla fine ha fatto autogol, però là la colpa no, non mi piglia manco di Lorenzo, ma là Ospina. Ma tu una partita così, sta ormai finendo 0-0, potevamo vincerla pure, meritavamo qualcosa in più nel secondo tempo, comunque contro una squadra forte che giocava in casa come la Lazio. Tu che fai? Vai a fare dribbling, sei l'ultimo uomo. C'avete proprio sciassa, c'avete proprio rotto cazzo. Carissimo De Laurentiis, mandala a fanculo a tutti qua, li devi mandare a cagare. Li devi poi pure il rinnovo, con sti sci. Metteci la multa, piglia dei soldi che ti abbia, pure se sono 10 euro. Che sono una frangata di scema su, una frangata di scema. Pensano solo ai soldi, poi prima Lorenzo Insigne che è il capitano, è il primo che sa spingere, no? E sarà il primo, no? Si mette a ridere, a pazziare con immobile. È normale, è normale. Il fratello cazzo guadagna milioni e milioni, guadagna.
Non ci abbiamo un capitano, non ci abbiamo una persona che ha che la mentalità perdente che ormai c'ha il Napoli, cioè, la risollevi, che dia sicurezza, che dia sfogo, che dia grinta, non ci sta. Non ci sta, io prima che fisso non sa, io prima. Non abbiamo un capitano. E poi ogni domenica sempre così. Ogni domenica sempre così. Vabbè ragazzi, lo Svizzera a vincere una partita difficile, ci stavamo quasi ci potevamo riuscire, forse sarebbe finita probabilmente in pareggio, forse la Lazio avrebbe segnato di propria bravura durante, no, con un gol regalato nei minuti di recupero, però quella cosa che dobbiamo perdere sempre perché dobbiamo subire dei gol così regalati. Una volta è chi là, una volta è chi là, una volta chi lo sciude, una volta chi lo sa fa passare mezzo e coach, una volta chi lo sa ci fa l'assist, una volta... Io mi sono scocciato. Ciao Ciccio. Poi voglio vedere un gol Perugia in Coppa Italia. Se non sbaglio martedì. Ah, facciamo il figura e merda, pure in Serie C facessimo il figura e merda come stanno giocando questi qua. Mandali a cagare a tutti, carissimo De Laurentiis, a tutti, fai giocare la primavera. Sempre forza Napoli, perché la maglia sta nel cuore. Sempre forza Napoli, alla prossima.